Un cordiale saluto gentili amiche e amici di Guarda che Stella, puntata numero 15 della seconda stagione. In questo numero ultimi ritocchi alla grande festa del 14 febbraio ad Aris, in occasione della vera giornata degli innamorati con Lucina e Luigi e Mi illumino di meno in programma il giorno 15. Seppur l'influenza la fa da padrone, noi siamo sempre sul pezzo e dunque allacciate le cinture, si parte, let's go! Ma l'amore no, come averti non lo so, non mi restano che le rose. Sono solo canzonette, Sanremo è arrivato con il suo carrozzone C'est la vie. Uno spunto per introdurvi all'argomento in questione, la festa di Lucina Savognian e Luigi da Porto, i veri Romeo e Giulietta, coloro che hanno dato l'ispirazione a Shakespeare per il celebre romanzo. Giovedì sera appuntamento tradizionale nell'antico borgo di Aris, dove si svolgerà l'evento, come ci spiega l'assessore comunale Massimo Tonizzo. Ormai da qualche anno a questa parte, presso Villa Savognian, stiamo organizzando la festa degli innamorati. Come sappiamo Giulietta e Romeo, Allianz, Lucina e Luigi, appunto, che hanno abitato nel 1500 proprio lì in Villa Savognian, la Proloco Cuore dello Stella di Aris sta organizzando per l'appunto una manifestazione. Tra l'altro in anteprima ti posso annunciare una novità che proprio in quell'occasione sveleremo per la prima volta a livello nazionale. La Proloco di Aris, assieme al progetto del percorso dell'amore qui in Friuli, andremo alla BID di Milano e quindi il 14 febbraio festeggeremo la festa degli innamorati in un modo un po' particolare. Riteniamo che l'amore è universale, l'amore non ha confini e quindi quest'anno avremo dei cantanti, tra l'altro non professionisti ma gente comune, che canterà delle canzoni d'amore nelle diverse lingue del mondo e questo proprio per annunciare questo nuovo progetto che, come ho già anticipato qualche mese fa, non rilevo ancora espressamente perché lo presenteremo per la prima volta a livello mondiale alla BID di Milano, però lì ci sarà un'anteprima di questo progetto, una scultura che rappresenterà l'amore friulano in giro per il mondo. Illumino di meno, il comune di Rivignano, sensibile alle iniziative legate alla natura, sposa il progetto promosso dalla nota trasmissione radiofonica Caterpillar. Le parole del sindaco Mario Anzi. La trasmissione radiofonica di Radio Rai Caterpillar organizza ogni anno Mi illumino di meno, che è un'iniziativa volta al risparmio energetico, e noi del comune di Rivignano, che siamo amici di questa trasmissione perché ogni anno ci seguono nel Festival della Canzone Funebre, abbiamo deciso naturalmente di aderire ma anche di rilanciare e abbiamo proposto, coinvolgendo tutti i ristoranti del comune di Rivignano ma anche di Teor, quindi del nuovo comune di Rivignano Teor, tutti i ristoranti per proporre sullo spirito di questa iniziativa del risparmio energetico una cena a lume di candela. Quindi chiunque verrà a Rivignano il 15 febbraio potrà in qualsiasi ristorante a Rivignano o a Teor cenare a lume di candela. Grazie signor Sindaco per il suo intervento. Sono 10 i locali che hanno aderito all'iniziativa. Conosciamo bene alcuni protagonisti della manifestazione. La prima visita la facciamo al bar Vineria San Marco a Driolassa in comune di Teor. Ad attenderci il padrone di casa Christian. Caro Christian, sei il primo locale a inaugurare la nuova stagione dopo la fusione tra i comuni di Rivignano e Teor. Una sensazione particolare. Sì, adesso che si è formata questa unione, anche noi della parte di Teor siamo ad aderire a questa iniziativa per fare una serata con più candele e meno luce elettrica. Insomma, la cultura legata al buon gusto. E vi aspettiamo nella bassa friulana. Che piatto ci sarà di particolare? Noi abbiamo sempre la nostra carne, le nostre selvaggine, per cui rimaniamo nella tradizione anche se con le candele. Insomma, San Valentino a Driolassa tutto particolare. Tutto particolare. Ma ci dica così un'anteprima. Un tiramisù alle fragole finale che sarà quello per chiudere e poi per il resto bisogna venire a visitarci. Ma è importante arrivare prima che finisca. E chiaramente. Un saluto all'amico Christian e complimenti ancora. Da Teor ci spostiamo a Rivignano presso il ristorante Al Ferrarut. Ristorante in stile classico, si presenta molto accogliente, dotato di una sala principale con 35 posti a sedere, oltre una piccola con l'accogliente fogolar. Vediamo cosa ci propongono.
Lo chiediamo al padrone di casa Alberto Tonizzo. Diciamo, siamo molto contenti di partecipare all'iniziativa col comune di Rivignano e diciamo assieme alla vostra collaborazione, e cercheremo di fare una serata in stile, una serata importante che comunque anche a lume di candela rievoca un po' quello che è il romanticismo di San Valentino e anche il periodo direi che è giusto. Cosa ci delizia in anteprima? Ma in questo periodo dell'anno noi abbiamo parecchie proposte, abbiamo un menù abbastanza ricco malgrado il periodo di magro, perché adesso ricordiamo che è il periodo di magro. Noi siamo un ristorante comunque conosciuto per la cucina di pesce, facciamo anche prodotti carnei e niente, io lascio un po' la sorpresa, uno che viene ci trova, ci prova, ecco questo è un po' il nostro motto. La sua assistente cosa dice? Lei è giovane, è appena arrivata, no? Lei deve imparare ancora molte cose. Veloci come il vento ci dirigiamo nel cuore del capoluogo dell'Ostella. Altro locale tipico è l'Aghe Sante, il quale, con il fratello Dal Diaul, partecipa all'iniziativa. Luciano Dorico è il gran capo, dunque chiediamo a lui cosa bolle in pentola. Ma diciamo che questa è un'occasione, oltre al risparmio energetico naturalmente, ma per vedere l'atmosfera e appunto anche i piatti che prepareremo quella serata. Non solo questo locale, ma anche l'altro. Certamente Aghe Sante va a braccetto con il Diavolo e quindi l'iniziativa è per tutti e due i locali. Insomma, scherziamo con i fanti, non giochiamo con i santi, ma l'importante è mangiare bene e divertirsi. Sicuramente mangiamo bene, cerchiamo di mantenere anche la tradizione così come vuole nella tradizione friulana, e noi in questi locali cerchiamo di mantenerla. 15 febbraio, segnato bene l'agenda. Certamente il 15 febbraio sarà una grande serata e me lo auguro che lo facciano tutti i ristoranti di Rivignano. Restiamo nel centro cittadino e ci trasferiamo al Morarat, altro locale tipico del territorio aderente all'iniziativa. Ingredienti freschi e delicati fanno della cucina un immancabile appuntamento con la buona tavola. Sorseggiate, uno dei vini in piena tranquillità e calore. La suggestiva cornice del Morarat vi coccolerà come non mai. Tutto pronto, Gennaro? 14 facciamo un menù di San Valentino dedicato a Giulietta e Romeo. Abbiamo un locale che si presta molto ad avere un'atmosfera comunque a lume di candele. Noi abbiamo aderito ogni anno a quello che riguarda l'iniziativa Mi Illumino di Meno, quindi approfittiamo per rendere il locale diciamo così un po' più suggestivo. Terremo spento diciamo quasi tutto, se non tutto, e illumineremo tutto con delle candele e faremo un menù particolare abbinato alla serata. Insomma, una serata tutta da vivere, da gustare, ma soprattutto bisogna prenotare. Esattamente, mi raccomando. E noi facciamo un menù a base di pesce, non impegnativissimo, dove proponiamo 3 antipastini, 2 primi e un secondo. Ovviamente non svelo cosa andremo a preparare, chi prenoterà e verrà a cena lo scoprirà. Chiudiamo il nostro breve viaggio nell'antico borgo di Aris, già culla di un lontano principato al tempo della Serenissima. Ci accoglie la titolare Tiziana Papai. A lei la parola. Intanto perché è un'iniziativa generale che di questi tempi ci aiuta un po' ad essere sensibili verso l'economicità dal punto di vista economico, insomma, del risparmio energetico. E secondo perché ci dà l'occasione anche per approfittare ed organizzare delle feste a tema. Noi tra l'altro il 15 di febbraio presso il Principato di Aris organizziamo la festa dei single, che è una festa con musica, ballo e anche assaggiando i nostri prodotti. Ci sono già diverse persone che hanno prenotato e che cercheranno di trovare l'anima gemella. La facciamo apposta il giorno 15 di febbraio, il giorno dopo di San Valentino, che festeggeremo invece con le nostre coppie. Senta, un'anticipazione? Che costa 35 €, tutto compreso, sia la musica che il ballo anche, no? Abbiamo un entrée con stuzzichini pastellati e bollicine, una montagnola di ricottine alle spinacette con ventaglio di petto d'oca, fumè e crostini caserecci, facciamo un risottino mantecato alla rucoletta verde con un cuoricino di pomodorini marinati e di secondo facciamo un medaglione di filettino in crosta di sfoglia, ai semi di sesamo tostati con sauté di finferli. Accompagnato anche da un soffice di patata e il profumo di tartufo in salatina colorata. Come dolce speriamo sia di buon auspicio una passione d'avorio, ovvero una mousse al cioccolato bianco con un anello gelatificato al frutto della passione. Vediamo se qualcuno riuscirà a trovare l'anima gemella. Care amiche e amici vicini e lontani, grazie come sempre per l'ascolto, alla prossima!